Siamo in compagnia con il presidente dell'associazione Succo Rongiaiu. Come avete riscoperto questa maschera? Allora, la maschera l'abbiamo riscoperta diciamo, intervistando gli anziani del paese e soprattutto abbiamo trovato qualcosa di scritto sul libro di Alziator e di Maria Luisa Orrù, in cui ci descrive più che altro gli elementi che ci forniscono il modo di fare la maschera. Poi la descrizione vera e propria ce l'hanno data gli anziani di Laconi. Succo Rongiaiu, il nome non sappiamo bene se sia quello oppure abbia qualche altra denominazione, però partiva da qua, da Corongiu, e quindi si chiama Succo Rongiaiu solo per quello. Diciamo, il vicinato di Corongiu, il rione di Corongiu, partivano proprio da lì, che era un rione formato da pastori e da gente dell'agricoltura, diciamo. L'abbiamo riscoperta tramite gli anziani, quindi l'abbiamo riformata, l'abbiamo fatta vedere alla gente, è composta da 3 figure, una che è il pastore, che sarebbe il bene, e 2 sono le bestie, una è la bestia normale con peli di pecora e corna di capra e il bue suoe, che rappresenta comunque sempre il male. Quando facciamo la nostra esibizione rappresentiamo il sacrificio di queste bestie, che sarebbe ben augurante per la prossima annata agraria. Va bene, grazie mille.